Stasera Mogliano TV è al Festival Show in piazza Ferretto a Mestre. Sono attesi moltissimi artisti, sia affermati sia giovani emergenti. Siete venuti a vedere? Siamo venuti a vedere Paolo Meneguzzi e poi gli Sugar Free. Io Luisa Corna. Ragazzi, chi siete venuti a vedere? Siamo venuti a vedere Dolce Nera e Francesco Renga. Sì, anche Dolce Nera soprattutto. E Paolo Meneguzzi? Sì, anche lui simpatizziamo. Per sentire cantare, mi avevano detto che c'è Renga, ma è vero? Più che vedere sono venuta a sentire cantare. Allora ragazze, perché siete qui? Paolo Meneguzzi! E è la prima volta che lo vedete al Festival Show? Siete già andati a vedere? Marina. E adesso andiamo a Treviso l'1 settembre. Quindi lo seguite ovunque, praticamente dove potete, quando potete. Quando vieni in Veneto, si fa quel che si può, anche con sto caldo. Cosa pensate del Festival Show? Secondo voi è una bella manifestazione, un bel evento? Sì, è un bel evento perché comunque riunisce molti cittadini in una sola festa, poi qua in piazza è molto bello, sì. Canto a la sinceridad, a la generosidad, esperando, canto porque quiero ser una voz de alguien que está esperando, vive en la inmensidad, con alas para volar, en busca de emociones, nuevas sensaciones, este es mi amor que está esperando. Allora, Pons, com'è condurre il Festival Show nelle piazze del Veneto? Es meraviglioso, meraviglioso. Per prima cosa è la terra della mia genetica, perché i miei nonni sono stati in partenza dal Veneto, quindi per me è un onore e una felicità enorme. Amo questo popolo, questa terra, e portare arte, musica alla famiglia e al pubblico in un'estate così meravigliosa per me è una grandissima responsabilità, ma anche un bellissimo momento di compartire un'altra veste mia, diciamo, no? Primero hay que salir a buscar y creer, para después merecer. Es la sentencia, distinta es la paciencia que la indolencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia. La inteligencia no se da con la impotencia ni la apariencia de aquel que solamente se... Quindi il tuo obiettivo è comunicare il tuo amore per la musica a tutto il pubblico? Sempre, in tutto quello che faccio, quello che mi mobilizza è assolutamente l'arte, la musica, sia nel teatro, nel cinema e nei dischi. Adesso presentando un festival e mettendomi in gioco anche con i miei colleghi, cantando, è come che la musica non l'ha mai vissuto così spettacolare a 360 gradi veramente. Quindi grazie al Festival Show, a tutta questa produzione meravigliosa e alla gente del Veneto di permettermi questo onore. Chiara Canzian, da Prova a dire il mio nome, a Il mio sangue, qual è stato il tuo percorso? È stato un percorso di 2 anni molto lungo nel quale io ho ricercato me stessa e quello che davvero volessi fare, quindi è stato un percorso di ricerca musicale a livello compositivo, di musica, di testi, a livello vocale per la timbrica e sono arrivata poi a comporre questi brani, ne ho composti molti di più, poi ne sono stati scelti 12 che vanno appunto a far parte del mio sangue. È un lavoro di svolta per me perché è molto differente dal primo, è un lavoro molto importante che mi rappresenta in tutto e per tutto, infatti sono sempre molto contenta di portarlo in giro in ogni tipo di manifestazione o semplicemente nei miei concerti e di presentarlo alla gente perché tramite il disco si conosce veramente parte di me.
Allora, siamo con i B-Twins, ragazzi, questo è decisamente il vostro anno, dopo Saremo Giovani è uscito il vostro secondo singolo, Brilli, una grande soddisfazione. Certamente una grande soddisfazione, poi anche essere qui al Festival Show con tutti questi grandi artisti e questo bellissimo palco e il pubblico è veramente bello. E che emozioni si prova appunto a partecipare finalmente, dopo presumo un po' di gavetta, a un evento del genere? Sicuramente è un evento molto grande il Festival Show. Ci fa piacere essere qui e speriamo di divertirci come è già successo a Bibbione e di divertire il pubblico, come speriamo sia successo a Bibbione e speriamo succeda anche qui. Cosa resta del dolore e di preghiere se Dio non vuole, parole pane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli e questa la realtà. Ed è una paura che non passa mai. Famelico prende spunto proprio da momenti come questi, la vostra vita di cantanti, lo studio, i concerti, ma anche i momenti difficili. Com'è nata questa idea di raccontare la vostra vita in un album? Ma è anche la nostra vita, perché noi ci raccontiamo tante cose quando siamo in tour, tanti aneddoti, anche persone che incontriamo ci raccontano qualcosa e noi prendiamo spunto da quello, poi ci chiudiamo in sala prove e nascono così un po' le canzoni, non c'è una regola specifica, ecco. È la fame di raccontare storie di vita vissuta e di urlarle in musica, è questo. Grandissimo successo per te non solo in Italia e in Svizzera, ma moltissimo in America Latina, anche in Francia. Che sensazione ti dà fare un effetto così forte sul pubblico, vedere che il pubblico ti apprezza così tanto? Ma è bello arrivare nei posti ed essere riconosciuto, è bello che la gente canta le tue canzoni, è bello che la gente mi scrive da chissà dove, mi dice mi sono sposato e la canzone era una tua. È bello tutto, la musica è bella proprio per quello, perché quando riesce ad arrivare al cuore di una persona diventa di proprietà della persona. Quindi è un po' come lasciare andare un figlio quando ormai raggiunge la maturità, no? È giusto così, va bene così, io faccio soltanto in modo di dare emozioni alla gente finché ce ne sarà anche solo uno che vivrà di emozioni della mia musica, continuerò a regalargli canzoni. Con Luisa Corna e queste date al Festival Show, queste esibizioni si alternano al tuo tour Non si vive in silenzio, un'estate quindi molto impegnativa. Come sta andando questa esperienza? Sei soddisfatta? Molto, devo dire che sono veramente contenta perché vabbè, ce ne sono tante, giriamo l'Italia, c'è un gruppo fantastico con i quali mi trovo benissimo e abbiamo proprio anche da parte del pubblico insomma una bellissima accoglienza. Sei amatissima, infatti anche qui ti stavano aspettando. Che carine, grazie, grazie. Ma io non lo so e non lo voglio sapere, ma sono condannata a pensarti per sempre.
Chenera, ci presenti stasera Il Sole di Domenica, tratto dal tuo ultimo album L'Evoluzione della Specie, che rappresenta un'evoluzione anche per te perché hai cambiato un po' genere, ti sei accostata a sonorità più elettroniche. Come mai hai fatto questa scelta? Ma non è che uno cambia genere, uno fa delle esperienze nella vita, ascolta un sacco di musica e in qualche modo quella roba che ascolta influenza quella che poi tu fai. Quindi io in realtà i synth, per esempio, quindi sintetizzatori che quindi ti richiamano l'elettronica, sono cose che ho sempre usato, però in maniera più parsimoniosa. Adesso invece ho messo un po' più da parte per questo disco il pianoforte e ho suonato di più i synth, quindi ha assunto un suono un po' più elettronico, però non è che uno cambia perché così, cioè di partito preso, ecco, è una roba, un'evoluzione lenta ma un cammino graduale. Senti l'atmosfera di questa sera al Festival Show? Umida, però calorosa.